Matilde Mancini, guardia del CUS Cagliari. Ciao Matilde, benvenuta. Ciao a tutti. Allora, partiamo subito dalla gara della settimana scorsa, quella giocata domenica. Dopo 2 quarti complicati, nel terzo siete ripartite, però insomma è mancato poco. Sì, diciamo che la partita non l'abbiamo cominciata bene, soprattutto a livello difensivo, però diciamo che c'è stata una buona reazione da parte della squadra, per cui siamo riuscite a rimontare, però non è stato sufficiente alla fine. Mentre domani giocherete alle ore 18 al Palacus contro Bologna, partita che state già preparando. Sì, chiaramente sì. Bologna è una squadra molto forte perché è la quinta in classifica. Diciamo che noi puntiamo soprattutto sulla difesa, perché è la cosa più importante da curare, soprattutto contro le squadre forti. Senti, la squadra di A2 è un mix tra giocatrici di esperienza e poi voi che siete comunque il vivaio del CUS Cagliari. Qual è il rapporto che avete tra di voi in squadra? Allora, diciamo che il rapporto è abbastanza, diciamo che andiamo abbastanza d'accordo. È comunque un buonissimo scambio quando noi più giovani ci approcciamo con le più esperte, anche più vecchie, diciamo. Silvia Favento potrebbe quasi essere mia madre, nel senso la differenza è netta a livello di età. Diciamo che però i consigli che gente di esperienza, soprattutto una Silvia o una Erika che hanno giocato a livello molto alto, sono sempre ben accetti. Diciamo che comunque siamo un bellissimo gruppo, se a mio giudizio, sia noi giovani che le più grandi, siamo molto omogenei. Tra l'altro tu giochi in 2 campionati completamente diversi, nella A2 diciamo il sabato e la domenica, e poi lunedì sera nell'Under 18 nel girone regionale, sia al Palacus che negli altri palazzetti della regione. Sei la giocatrice più grande di quel bacino dell'Under 18. Come va quel campionato e poi ti diverti a giocare nell'Under 18? Allora sì, sono la giocatrice più grande. Diciamo che il campionato Under 18 va molto bene, perché siamo, diciamo, una squadra che gioca insieme già da qualche anno. Finora abbiamo perso solo una partita, avendo comunque 3-4 giocatrici infortunate, di quelle anche brave, per cui diciamo che noi ci impegniamo sempre per crescere, soprattutto in vista del futuro, non solo del campionato immediato. Come vedi il prossimo futuro del CUS Cagliari Basket? Quindi comunque tu sarai un po' più grande tra qualche anno, avrai più esperienza. Cosa pensi di portare alle giovani giocatrici? Cambia un po' il posto, tu in questo momento diventi Erika Striulli, hai la giovane giocatrice, cosa gli diresti? Allora, io direi che quello che si fa durante l'anno, durante la stagione, non è mai abbastanza, che la cosa più importante è non smettere mai di allenarsi, di crederci, perché spesso viene sottovalutato diciamo il lavoro che viene fatto anche d'estate singolarmente. Io dico sempre di andare, cioè a me capita anche di allenarmi all'atletica sempre qua al CUS, insomma d'estate bisogna allenarsi. Questo è importantissimo. Quindi invitiamo le persone a venire a vedervi domani alle ore 18 al Palacus. Vai, la telecamera è lì, fissa quel puntino lì e vai. Venite sabato a vederci alle 18 al CUS, vi aspettiamo, speriamo nel vostro tifo e nel vostro sostegno. Perché i tifosi sono importantissimo. Grazie mille Matilde.